Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi continuiamo la nostra scalata al milione, quindi col nostro secondo account andiamo a giocarci altre partite. Giocheremo, allora innanzitutto, aspetta, com'è che si faceva? Dovevamo andare su gioca, nuova partita, però non c'era, non c'è da qualche parte la possibilità di nuova partita, forse era qui, sì, era qui. 5 minuti più 5, ok, potrebbero bastarci come secondi, non lo so perché sapete che noi di Matto Scacco abbiamo la cosa di ridurci sempre all'ultimo secondo, ma insomma se si vuole giocare bene a scacchi bisogna anche ragionare un minimo, no? Vediamo un po' quale sarà il nostro prossimo avversario. Qui intanto cerca, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Insomma, il lunedì mattina non c'è proprio nessuno. Oh, raga, non c'è nessuno per davvero. Cioè, qui noi scherziamo, ma c'è un 5 minuti più 5, non c'è nessuno? Rifacciamo la cosa. 5 minuti più 5. Ok. Quanto casino che trovo vedo attorno a sta scacchiera. Se io facessi modalità... Vabbè, dai, alla prossima. Alla prossima faccio in modalità. Le freccine funzionano? Perfetto. L'importante è che le freccine funzionano. Questo è il vero. Premove sul pedone. Andiamo tranquilli. Andiamo tranquilli, ragazzi. Ok. Bella inchiodatura sul mio cavalluccio. Adesso svilupperemo questo bellissimo alfiere e arroccheremo, dopodiché penseremo a tutto il resto. Tipo, con uno scacco qui come la vedi? La vedo non troppo bene, con donna B3 forse la vedo meglio. Donna C7, cavallo qui minacciando l'alfiere che si deve spostare e poi alfiere, non lo so. Potrebbe essere carina come cosa. Donna B3, donna C7, cavallo qui. Potrebbe. Potrebbe come non potrebbe. Potrebbe come non potrebbe. Fatto sta che se io metto la donna qui e poi l'alfiere qui, c'è questa che mi dà fastidio. Quindi vado subito. Così, dai. Andiamo tranquilli. Andiamo schisci, presumo alfiere di 6. Andiamo tranquilli. Ok, fatto questa, ci può stare anche bene. Io ti metto la donna qui, va bene, sono ancora sempre sotto inchiodatura, ma tanto questo cavallo per ora non ha problemi. Ora è obbligatoria la cattura e ora onde evitare robe di questo tipo c'è questa, si semplificano un po' di pezzi al centro, premove di cavallo. Premove di cavallo, cattura. Forza. Vabbè dai, togliamo il premove se non si capisce una mazza. Allora. Non catturi? Allora io spingo. Spingo cavallo D7. Spingo cavallo D7, H3. Eh sì. Ovvio, sì, tu hai anche donna C7 in realtà, quindi H3. Strane mosse del mio avversario. Vuoi venire qui, giustamente vuoi venire qui e ti capisco. E ti capisco perfettamente. Ora ti posso dare scacco. No, cazzarolla, c'è questo cavallo che blocca l'alfiere. Se no c'erano un po' di cose interessanti, perché tutti questi pezzi così scordinati. Ora c'ha l'alfiere che è bloccato. Quindi su H3 praticamente... Però c'è sempre questa, abbiamo detto. Non dimentichiamoci di questa mossa carina, interessante. Ok, no, non voglio giocare G3. Quello che posso fare è giocare cavallo in F1. Mamma che brutta, cavallo F1.
Che brutta cavallo F1. Cavallo B3, minacciando anche l'alfiere. Però poi sulla cattura di questo cavallo devo catturare con la donna, guadagno un tempo perché c'è sotto questo. Sì, dai, ce la dovremmo fare. In linea di massima ce la dobbiamo fare. Poi in linea pratica vedremo. Vediamo, vediamo. Allora, vabbè, qui penso che catturerà il cavallo. Io catturerò con la donna e c'ha due pezzi sotto, che uno è il cavallo e uno è l'alfiere. Lui potrà catturare quel cavallo qui. Ah, forse non era così. Adesso c'ho questa per davvero. Adesso c'ho questa per davvero. Fammi vedere se è realizzabile. Credo di sì. Tac, tac, cavallo G5, scacco, perdi l'alfiere. Ok, vediamo questo punto qui che fine fa. Tac, tac, cavallo G5, il re indietreggia, tac, mi ha preso questo punto. Non lo so, non lo so. D'altronde non penso sia un'occasione che si ripeterà. Mi dispiace perdere questo pedone centrale, ma proprio tanto. Su H3 lui c'ha i pezzi mal posizionati, questo cavallo non sa dove andare, quindi probabilmente H3 è un pochino meglio. H3, cattura, cattura, G6 sarà costretto a giocare, ma sai che non te lo faccio il sacrificio? Sto meglio così. Onestamente sto meglio così. Sto meglio così. Vai, me ne pentirò, ma credo di stare meglio così, perché così non ha gioco, non ha niente. Allora, se fa questo, credo che sia un pazzo. Mica tanto, non è malissimo. Sulla cattura, potrei catturare anche col pedone in G, ma così almeno minaccio il cavallo. Minaccio il cavallo G6 e intanto c'è questo punto sotto. Ok, sì, mi sono già pentito di non aver catturato su H7. Lo ammetto. Mi sono pentito di bestia. No, 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 dai, non è possibile. E mo? Non posso fare questo. Cioè, se faccio questa, gli faccio il favore della sua vita. Gli faccio il favore della sua vita. No, devo indietreggiare con la donna. Non ci posso credere. Devo indietreggiare con la donna per forgia. Per foggia. Brutta, c'è anche questa. Vabbè, dai, non facciamone un dramma, ragazzi. Non facciamone un dramma. Il cavallo si può riposizionare. Non lo so, non lo so. Secondo me, probabilmente ho perso il treno. Ho perso il treno. E va bene così. Attacchi qui. Mi costringe a fare F4. F4 lascia questo buco qui. Quindi potrei anche arroccare. O semplicemente potrei G4. Ti togli via e poi gioco questa. G4, aggiudicata. C'ho il mio re un po' scoperto, ma proprio un tantino scoperto. Un tantino scoperto, guarda qua. Ok, potrebbe spingere. Non posso arroccare, tra l'altro, per colpa di questo alfiere. Però. Boh. Sono sotto di tempo, ovviamente. Ovviamente siamo sotto di tempo. No, mi si è disconnesso. No, ragazzi, già sto prendendo per il tempo. 3 minuti e 05. Connessione, mi raccomando, non farmi scherzi. Qui già il tempo scarseggia. Ok. Cercando di capire in che modo il mio avversario potrebbe punirmi. In che modo io potrei uscire da questa situation?
Eccolo che l'ha fatta. Te la faccio fare, te la faccio fare. Che te devo dire? Te la faccio fare. Te la faccio fare e mi ritroverò così, potrò uscire con l'alfiere qui e mi prendo l'avamposto qua. Stop, te la faccio fare senza troppi problemi. Ora potrei fare una roba tamarra così. O è troppo tamarra? Secondo me è troppo tamarra, però, 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 a questo punto qui è debole di bestia, però, non lo so, vediamo, vediamo. Io faccio il tamarro. Sto prendendo per il tempo. Sto perdendo per il tempo tantissimo, ma veramente sono a 34 secondi? Veramente sono a 34 secondi, grande pedone che mi fermi tutte le entrate di cavallo. Adesso lui toglierà il cavallo perché vuole attaccare qui. Mi sembra plausibile come cosa, ma c'è prima questa. Minacciando la torre che si sposta e alfieretto qua. Chiudiamo la colonna, l'alfiere minaccia la regina, posizione abbastanza buona, adesso c'è H5, F5, pericolosissima, pericolosissima, il mio re è esposto da far schifo, però non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, vado, o forse dovrei fare un arrocco lungo, raga. No, dai, arrocco lungo qui sta meglio al centro. E va bene così, dai. Cioè, non va bene. È una situazione che non va bene per nulla. Però dai, ce la facciamo andare bene. Questa torre non sta giocando. Forse devo fare veramente arrocco lungo. Cioè, è da kamikaze totale, ma l'unico modo per far giocare questa torre perché il mio re qui non può andare, qui non conviene e tantomeno questa manovra qui, mamma mia, una roba di questo tipo, fantascienza. Ok, vediamo se riusciamo a portarcela a casa questa partita, ma con così poco tempo, I don't know, I don't know. Spingo il pedone, perde il cavallo. Quindi questa è da sapere, questa cosa. Bravo, bravo amico, pensa. L'importante è che pensi. L'unica cosa che dovrebbe fare secondo me è togliere la donna, sacrificare la torre sull'alfiere e poi avere un po' di attività perché finché non sacrifica nessun... o semplicemente alfiere C7 c'era semplicemente che non l'ho vista. Alfiere C7 mi metti nei casini perché io ti catturo, tu mi catturi, io ti catturo, no beh, alfiere C7 catturo, se un attimino salvo spingo, quindi no, neanche alfiere C7 va bene. Neanche alfiere C7, attenzione, alfiere C7, catturo. Interessante. Alfiere C7 è infame, ma veramente sta lasciando scorrere il tempo? No, dai, DBGDBDTT, non si è disconnesso. Ah, ok, ha sacrificato semplicemente il pezzo, non so perché, non chiedetemi il perché, l'importante è che l'abbia fatto. Facciamo questa, che ci va assolutamente bene. Ah, adesso vuoi catturare qui. Facciamo così, va. Va bene, dai, se mi catturi c'è uno scacco intermedio. Ok, togliamo la donna da qui, la mettiamo qua. O c'è comunque questo scacco d'alfiere, che non è male, onestamente. Non è male, e adesso sacrificio... No, devo fare l'arrocco lungo.
Devo farla a rocco lungo, perché non ho fatto a rocco lungo? Perché? No, adesso può catturare. No, è inchiodato. No, è perso. Meno male che non l'ha vista. 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 Non l'ha vista. Non l'ha vista. Meno male che non l'ha vista. E niente, io scappo. Scappo in questo modo, balordo. Perché qui è tragica. Qui è tragica, raga. Qui è tragica. Qui è tragica. L'ha vista, l'ha vista, l'ha vista. Hasta la vista. Si minaccia sempre questa. C'è questa. Mamma mia, momenti di panico. Stiamo vivendo momenti di alto panico. Di altissimo panico. Scacco. Oddio. Aiuto. Panico. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto. Questo ci può piacere. Il cavallo tiene, il cavallo dà una mano all'attacco. Su questa non c'è problema, puoi catturarti qui senza problemi. Ok, mi catturi qui, mi catturi anche il cavallo, aiuto! Vabbè, questo è da fare, scacco e io pian piano mi riparo. Scacco, no! No, c'era il doppio, raga, c'era il doppio. Ah, c'era il doppio, c'era il doppio. Va bene, ma ragazzi, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Ok. Calma e sangue freddo, ragazzi. Dobbiamo riuscire a portarci a casa questa partita. Dai, c'ho la qualità in più, a parte i pezzi che sto regalando. Dico, a parte tutto, forse potevo scaccare subito, non so. A parte tutto, ok, scacco e devi venire qua. Facciamo così. Se catturi è matto. Se non catturi perdi la torre. Forse c'è di meglio, però non chiedetemi di trovare di meglio ora, in questa condizione di panico. E ora semplicemente potrei cambiare tutto. Potrei cambiare tutto, scacco matto qua. Metti davanti la donna. Ok. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok, mamma mia ragazzi, che panico. Quante sviste, che panico, ma che parto giocare così, soprattutto... soprattutto che parto giocare così. Vabbè dai, la prendiamo sulla filosofia. L'importante è essere filosofici, chi la dura la vince, eccetera, eccetera. Ma è sempre lui. Cioè, io gli ho chiesto la rivincita, cioè non gli ho dato la rivincita, ma alla fine è sempre lui. Ok, gambettiamo ragazzi, sgambettiamo, che è il momento giusto. Dici che si può fare questa? O è meglio una tamarrissima questa qua prima? Ok, a lui piacciono queste mosse qui, in realtà tutti i torti non li ha. Tutti i torti non li ha, questa è bella tamarra. Ma sì, facciamola.
Non ho paura, anzi, abbiamo già visto più volte che il pedone qui da solo fa per 3 e quindi così. Adesso ci sviluppiamo più rapidamente possibile. Facciamo prima così, va. Vabbè dai, non ci voglio pensare, facciamo così perché adesso c'è H3, devo darti l'alfiere e tu mi attacchi qui 2 volte perché altrimenti ma si sa che ti sacrifico un secondo pedone, però poi l'alfiere da qui cosa fa? Potrei sacrificarti un secondo pedone volontariamente. Potrei, per un vantaggio di sviluppo incredibile. Non credo sia buona come mossa, ma va bene. Va bene. In questa partita siamo accaniti, abbiamo i denti affilati. Va bene, va bene. Ok. E se facessi questa con questa, donna C7, cattura, l'alfiere si ritira, ma no, mi piace anche donna C7, mi piace anche donna C7, che donna C7 ha il suo perché. Se adesso inizia a cambiare un po' di pezzi, diciamo che i miei 2 pedoni in meno iniziano a farsi sentire. Alla fine non sono riuscito ad avere tutta quell'iniziativa che credevo di prendere, però non è ancora detta l'ultima parola. Intanto ha spinto un po' troppo questi pedoni dell'arrocco, creando debolezze su case nere. Questa no, queste qui sì. Quindi le sapremo sfruttare, le sfrutteremo assolutamente. Il mio avversario pensa, ho trovato uno che pensa più di me. Ok, è semplicemente questa. Qui si cambia tutto, raga. Qui si cambia tutto. Ok, è il momento di arroccare, di togliersi da tutti i guai che ne comporta questa roba qua. Ok, non ci sono scacchi su catture di questo tipo. Però sì, si cambia tutto. Cambio. Dovrei solo riuscire su questa a giocare questa. Torna indietro, cattura, forse è buona. Vediamo un po' se questo, eccolo qui, è 1 e 2 e 3. Scacco, no, allora qui ti catturo intanto, facciamo così. Non penso che ci sia una combinazione migliore che mi è sfuggita. Adesso c'è D4 che non hai voluto fare? Non hai voluto fare D4? E allora ti faccio questa in D3 e poi ti gioco F6. Togli via il cavallo. Questa in D3, F6, mi pappi la torre. Che roba strana. E se ti faccio subito questa, vieni giù. Poi si viene giù con l'alfiere. Tac, D4. Non riesco a sfruttare questa situazione a mio vantaggio. Alfiere va via. Maledizione. Vabbè, cerchiamo un po' di complicare il gioco perché sono qui. Complichiamo, va? Se no qui non ce la caviamo, raga. Non ce la caviamo.
Alfiere G6 posso giocare subito questa. E poi ci sarà questa. Ok. Così sulla cattura non c'era poi anche sotto eventualmente la torre. Questa devi giocare, giusto? E io ti gioco qua. Ah, hai giocato questa, che non è male, che minaccia anche di chiudermi l'alfiere. Allora io catturo, tu catturi col pedone. Catturo, poi vinco il cambio, perché ho 3 attaccanti su questo cavallo. Catturo, 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 sì, facciamo così, però non sono ancora per niente soddisfatto, perché comunque ho un pedone ancora in meno, dato che gli ho dato 14.729 pezzi. E niente, adesso si dovrebbe ritirare qui con l'alfiere. Scacco, gli faccio perdere l'arrocco. No, sì, gli faccio perdere l'arrocco. Ecco, questa per esempio è una soddisfazione. Queste sono quelle piccole soddisfazioni che lo scacchista si toglie ogni tanto. Concentrato, concentrato Christian, su. C'è questa, ma non mi interessa più dargli scacco. Così perdi un pezzo. Perdi un pezzo, amico. Non l'hai considerata? Qui ti cambio tutto. Oppure questa, per romperti un po' le balle, o... potrei anche... A parte che non è sotto questo mio pezzo. Potrei giocare tranquillamente questa. No, perdo qui. Ma sì, dai. È il momento di cambiare tutto. Anche se mi piaceva quell'alfiere che inchiodava lì. Catturerai con cosa? Con la donna? Catturerai con la donna. Sì. Con la torre. Donna qui. Attaccando subito. Guadagnando un tempo per l'attacco. Ok, presumo re B1. Questa qui. Forse... non so, presumo questa. Ok, piazziamogli una bella torre in faccia al re. C'è qualche tattica che io sappia? Mi sa di no. Ok, devo solo stare attento a questo alfiere che veramente rischia di andare all'altro mondo. Che cosa mi lascia? Che cosa mi lascia il mio avversario? Che cosa mi lascia e noi ce lo prendiamo. Assolutamente. Assolutamente, adesso andiamo a spingere così. No! No, non l'avevo vista. Anzi, invece sì. Invece sì. Ok. Esatto, c'è questa per forza. Poiché questa ritirata qui, questa credo che sia leggermente migliore. Questa può creare qualche problema sulla catturo di donna. E buonanotte e vado avanti col mio piano. Esatto. Col cacchio che ti apro la colonna della torre. Ma col cacchio proprio. Cattura di donna. E la donna potrebbe... facciamo così. Sai cosa facciamo? Tac, tac, tac. Sì, potrei fare così. Un po' ambiziosa. Però tieni conto che anche se mi fai questa, non puoi mai catturare qui. Se non c'è questa, tanto non c'è il giochino del... non c'è nessun tipo di matto che mi puoi fare. Sono abbastanza ben difeso. Abbastanza ben.
Mamma mia quanto è forte questa donna, quanto è forte questa donna. Adesso bisogna solo spingere bene. Se riesco a spingere in A3 mi vado per il matto. Ok, tu vuoi cambiare le torri. Potrei fartelo fare come no. In teoria, se però mi rifiuto, tu mi entri in settima. Ehm, Se mi rifiuto, tu mi entri in settima. E fin qui la cosa è abbastanza chiara. Se non faccio niente, va bene lo stesso, perché catturo con l'altra torre. Ora i suoi attacchi sono un pochettino più veritieri. Anche se, ok, questa non mi fa paura. Vero che no? Ok, puoi catturare sempre qui, ci siamo. La torre è tenuta. Credo che devo tornare alla difesa. Credo proprio che devo tornare in difesa. Devo tornare in difesa in questo modo. Ho paura tanto di un po' di mosse. Paura di un sacco di cose. Puoi giocare questo. Non è che... Ops, no, no, via, 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 via. Via prima che faccio pre-move casuali. Ehm, ok, fatta. Meno male, raga, che non può entrare qui. Meno male che c'è il mio alfiere, se no c'era il matto. C'era il matto. Attenzione, ora posso sfruttare io qualche cosa per il matto, eh. Posso sfruttarlo anch'io perché... a parte che intanto ci possiamo togliere questo. Ci possiamo togliere un po' di sfizi. Non so mai se sono giuste ste mosse perché aprono un po' di attacchi, però sicuramente potrei proporre anche il cambio, quindi mi va bene. Dietro c'è anche la torre, quindi lui presumo cambierà. Devo solo riuscire ad arrivare in prima traversa con qualche mio pezzo. Dopodiché sono abbastanza felice. Se riesco ad arrivare qui e la donna non c'è, tipo è andata da un'altra parte, ho vinto. No, invece... Ok, lui c'ha sempre questa idea di matto. Adesso con l'alfiere, ecco è matto. Ah, pensavo di aver perso per il tempo. Madonna ragazzi, ok, direi che di sviste ci sono state abbastanza, soprattutto nella partita di prima, mamma mia che roba. Vergognoso, vergognoso. Però l'importante è portarsi a casa le partite. Va bene ragazzi, ci vediamo nei prossimi video, sempre per continuare la nostra scalata al milione. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!